Io sono emozionato di vedere tanto attaccamento, sono emozionato per aver potuto contribuire a far sì che questa giornata sia per voi tutti un'emozione, un tuffo nel passato, un confronto con il presente. Genova Cavalleria chiaramente ha un legame particolarissimo con Treviso e oggi per me è un onore avere tutte le autorità e tutti i convenuti dalle diverse parti d'Italia. Abbiamo anche il sindaco che ci ha onorato della sua presenza. Sono davvero emozionato, sono davvero onorato di questa opportunità che abbiamo e spero queste ore che trascorreremo insieme siano memorabili. Abbiamo realizzato qualche cosa per farvi tornare a qualche anno fa con la memoria, sperando che ognuno di voi possa portare con sé un momento nel proprio cuore che, visti i trascorsi, ritengo che solo chi ha vissuto, solo chi ha visto può raccontare. Ringrazio di nuovo tutti e vedremo poi in giro per la sede durante la visita e per la cerimonia. Sì, prende ora la parola il dottor Francesco Martinez, sindaco di Palmanova, che ci porgerà un saluto di benvenuto. Io anzitempo vorrei ringraziarlo perché ha una sensibilità nei confronti della comunità militare di ieri ma anche di oggi veramente encomiabile, perché d'altronde la storia di Palmanova è militare. Qui hanno trovato guarnigione quasi tutti i reparti di cavalleria, ma per non parlare di tutte le armi dell'esercito. Quindi la ringrazio perché è una sensibilità che mi consente di aiuta, perché quello che i militari hanno fatto per Palmanova è cannessa. Grazie. La sensibilità nei confronti del mondo militare è dovuta per la storia che ha Palmanova e per il legame che ha Palmanova con il vostro mondo, che dicevo prima il comandante, cioè è encomiabile questo attaccamento, un mondo che cambia, un mondo che si rivoluziona, dove i valori spesso vengono un po' stravolti o vengono anche interpretati a modo, ognuno a modo suo, in maniera delle volte anche abbastanza coinvolgente. Il vostro mondo è un mondo che tiene ancora in piedi una capacità di fare comunità, di fare paese. Questo penso che sia un qualcosa di importante che vada preservato, perché alcuni valori che avete voi, sia del personale di servizio ma anche di coloro che sono in congedo, sono in pensione, penso che sia qualcosa, sia una grande ricchezza per la comunità, non solo di Palmanova, in questo caso per il paese tutto. Io quando ho cominciato a apprezzare Palmanova 8 anni fa, certamente cercavo di capire qual era il tessuto cruciale, perché in questa città c'era stato e sicuramente la mia sensibilità, a parte che io sono anche un ufficiale, primo capitano delle montagne, l'attaccamento al mondo militare, no, mi viene automatico che io ho un bel ricordo del servizio militare che ancora per ferro va durante gli alpini, quindi anche noi alpini siamo un corpo molto forte, molto attaccato e molto freddo. Palmanova, cioè la storia di Palmanova è la vostra storia. Io probabilmente, non so se qualcuno di voi da ragazzino venivo, racconto sempre del fatto perché poi mi emoziona, perché poi quando torno da bambino
Io da ragazzino venivo fuori da Genova Cavalleria a vedere il cambio della guardia, aspettavamo ogni 2 ore, c'era il cambio della guardia, quindi era molto affascinante questa cerimonia, sto rito che si svolgeva, e probabilmente qualcuno anche di voi era di guardia, era ufficiale di picchetto in quegli anni lì, probabilmente no. Ci saremmo incrociati anche se non ci conoscevamo. Dico io con la Genova Cavalleria, perché quello che ho conosciuto, e ovviamente con tutto il mondo militare, con un attaccamento perché voi rappresentate una grande storia. Quando si viene in questa catena, piuttosto che al circolo si respira una storia, si respira anche una capacità di proiettarsi nel futuro. Io sono stato in Libano a militare il contingente quando ero in Libano, della Cavalleria, e lì ho scoperto un mondo militare nuovo, ho scoperto una grande neutralità, una grande capacità di interagire con il popolo che ovviamente hanno i nostri problemi rispetto ai pace, rispetto a quelli che abbiamo noi, e quindi lì ho avuto modo ancora di più di attaccarmi a quelli che sono i valori, a quelle che sono le vostre capacità e della grande ricchezza che vi portate lì. Tornare a Palmanova, io mi auguro che abbiate trovato sicuramente diversa, perché negli anni che sono passati, noi stiamo cercando io da quando sono qua sto cercando con grande fatica, con grande anche, direi con qualche successo, fa parte della vita amministrativa, dare a Palmanova una missione che non è più quella non solo militare, ma nel mondo del turismo e dei servizi. Palmanova ha una produzione valicente, ha una produzione dove ha un campionato stradale, ha delle strutture forti come la protezione civile regionale che è qua vicino a noi, qui c'è l'ARPA regionale, ci sono comando dei carabinieri, quindi ci sono tanti servizi assieme a quello che voi rappresentate, quindi di presenza, di economia, rispetto ovviamente a quando qua c'erano 5.000 militari, ma mi hanno rappresentato una grande Italia, quindi non ci può che essere attenzione. Palmanova, la comunità è cambiata, dal 2017 esce da un'esce, è stata riconosciuta il valore che Palmanova ha. Io dico sempre, Palmanova, la materia prima qua c'è, dobbiamo cercare di mettere a retto, cioè dobbiamo cercare di portarci sempre più il turismo. E guardate che il turismo militare è un turismo che è molto attenzionato dalle agenzie, dai tour operator. Pensate che dicono che ieri abbiamo inaugurato la Costa Camper, i numeri di camper che attraversano questa regione vanno in Croazia, il 50% si ferma in questa regione. Di questo 50%, il 90% sono tutti ex militari che tornano in questa regione, tornano a Palmanova, perché qua ritrovano momenti tanto tornano giorni, ci portano i loro figli, ci portano i nipoti, ci portano i loro parenti, e questo chiaramente poi per noi fa economia, cioè la città no, ma anche la città di questo come Cividale o come quelle fa economia. Quindi questo dico, anche voi continuate a dare un contributo a questa città, quindi, per parlare poi anche di problemi un po' meno importanti, ma comunque per l'economia è stato importante. Detto questo, io vi auguro, tanto non siamo riusciti a farvi trovare il sole, abbiamo pregato, però questo non ce l'abbiamo fatto. Io vi auguro, tanto dico, mi fa piacere che siete qua, vi ringrazio di essere qua, ringrazio il comandante, era un dovere esserci, sia nel rispetto del comandante Valente, sia nel rispetto del generale Federici, ma nel rispetto di tutti voi. Palmanova vi ricorda, di voi ho un bellissimo ricordo. Quello che dico a tutti, quando tornate a casa, mi auguro che ci torniate, avendo visitato una città che è un po' cambiata, e vi chiedo solo di parlare bene con loro, che abbiamo un grande bisogno per essere più conosciuti, più apprezzati e perché siamo di più. Auguri a tutti e Sono Omar Bevini, terzo 83, squadrone comando, e la testimonianza che volevo lasciare è un ricordo che ho, spero che non sia troppo irriverente per il generale Federici, perché per me Federici non è generale e non è nemmeno capitano come lo era quando eravamo qui presenti. La testimonianza è questa: ad un'atta del mattino arriva il capitano Federici e si mette a urlare come un pazzo:
Bevini! Dove sei, Bevini? Agli ordini, signor capitano. Vieni qua, Bevini, vieni a papà, vieni! Eccomi, signor capitano. Sei tu che hai pulito le docce? Sì, signor capitano. Sono andato a vederle, c'era la crania sotto la pedana, la crania, Bevini, stai pulito, Bevini, vieni a papà. Da allora per me Federici è papà Federici e lui era per tutti papà Federici. Caporal Maggiore Ambrosio Bartolomeo, nono 82. Ringrazio e faccio i complimenti per questo raduno che veramente io aspettavo con tutto il cuore di rivedere i nostri ex compagni, ex cavalleggeri e ex anche ufficiali e sottufficiali. Speriamo che la giornata ci accompagni un po' di più il tempo perché siamo un po'... Comunque, grazie di tutto. Comandante di Genova Cavalleria, oggi eccezionalmente potremmo di nuovo disporre delle lance dei comandanti di squadrone e dei cavalleggeri di Treviso. E come allora ognuno potrà adunarsi dietro al vecchio vessillo dello squadrone. Ricordo, le lance verranno portate dai nostri colleghi, lo squadrone comando Montesanto alla lancia con banderuola con i colori giallo-rosso. Chi era dello squadrone comando? Dietro a questa lancia, il primo squadrone Monfalcone, lancia con banderuola con i colori rosso-nero, il secondo squadrone Serza, lancia con la banderuola con i colori giallo-verde e il terzo squadrone Pozzuolo del Friuli, lancia con banderuole con i colori bianco-rosso. Avanti le lance e quindi raduniamoci dietro di loro. Prima di commemorare i nostri caduti, si procederà con la cerimonia dell'alzabandiera. Invito tutti, sulle note del canto degli italiani, a cantare il nostro inno nazionale. Alza bandiera!
Grazie. Ehi, cosa? Verranno, riporto quanto scritto. Dragone, fermati e medita. In questi luoghi, su queste nude pietre, con queste povere cose, altri come te, sia a piedi sia a cavallo, meritarono sopra tutti l'ammirazione della patria. Se comunque saprai rammentarlo, il tuo onore sarà sempre senza eguali. Deporranno la corona portata da 2 dragoni di Genova in uniforme storica, il comandante di Genova con il signor sindaco di Palmanova e dei comandanti di Treviso oggi presenti. Ed è qui dopo ricordare i comandanti di Treviso che ci hanno preceduti nell'Eden dei Cavalieri. Tenente colonnello Pitaro, tenente colonnello Bonomo, tenente colonnello Bombardi. Parteciperanno inoltre alla deposizione in rappresentanza dei sottufficiali il cavaliere Luigi Del Frate e l'ex caporalmaggiore Claudio Valentini, vera anima e assoluto promotore del raduno. Grazie. A te. Presentato. Lunch. Onore ai caduti! Grazie. Portato. Lunch. Verrà ora data lettura della preghiera del cavaliere, mentre un cavallo senza cavaliere passa dietro al monumento ai caduti. Questo a ricordo ed in onore dei cavalleggeri di Treviso di ieri, a voler simboleggiare la necessaria continuità con un passato vivo e sempre attuale, al quale il presente può e deve attingere. Signore Dio, che hai scelto San Giorgio per dare testimonianza di dedizione al dovere, di amore al sacrificio, a difesa di Dio, della patria e dei deboli, dona a noi, cavalieri, di imitarne le virtù. Fa che come Lui, senza timore,
professiamo sempre ed ovunque la nostra fede e, lanciando il cuore oltre le difficoltà e i pericoli, serviamo in umiltà di mente e di cuore la nostra patria. Fa che nelle nostre vite fulgide brilli la fede, la lealtà, la cortesia, la generosità, la signorilità e l'onore, quelle caratteristiche che inconfondibili abbiamo ereditato dai nostri eroi. Concedi che la fedeltà a questi ideali ci siano un giorno giusto titolo per cingere la corona della gloria e della celeste felicità. Mirante, ehi, posto! Una giornata speciale che siamo qui a Palmanova dopo 42 anni che ci siamo congedati, perché noi siamo un gruppo del maggio del 76. Siamo stati tra i primi che sono arrivati qui al 28° Cavaliere di Treviso. Abbiamo praticamente messo a posto le camerate, tutti i resti. Poi abbiamo anche partecipato all'aiuto terremotario di maggio e anche quello di settembre su ad Artesia. Perciò siamo stati praticamente i primi che c'erano qui a quella giornata. E oggi, dopo tanti anni, abbiamo visto i nostri ex colleghi, è una giornata stupenda. Vorrei dire solo una cosa, vorrei ringraziare gli organizzatori, l'audio e tutti i resti, perché anch'io ho cercato di dare il mio contributo contrattando altra gente, ma è stato molto difficile da fare. Però la disponibilità di Genova Cavalleria è stupenda, fare un applauso, perché è una manifestazione che non capita mica tutti i giorni, questo rimane secondo me nella storia. Il tempo che ci hai aiutato un po'. No, stavamo proprio ora rammentando che nella nostra leva eravamo una camerata di 8 persone dove eravamo 4 toscani da una parte e 4 milanesi dall'altra, e quindi si immagini quello che poteva essere le prese in giro dei momenti. Sì, la nostra leva è dall'81 all'82, terzo reggimento, terzo squadrone, quindi come carristi, e quindi alcuni ricordi sono positivi. Chiaramente era sempre un militare obbligatorio, quindi all'inizio non è che facevamo molto volentieri, però sicuramente oggi lo ricordiamo, tornerebbe volentieri indietro. E ci teniamo molto in contatto i compagni di allora. Noi ci siamo già trovati dopo 30 anni dal congedo, ci siamo trovati a metà strada da tutti a Bologna e eravamo una ventina di persone. Questa occasione qui parecchi non hanno potuto, quindi ci siamo fatto piacere ritrovare anche gli ufficiali, i sottufficiali, già in pensione. Grazie. Grazie. Ciao a tutti, sono Davide, sono un ex caporalmaggiore del primo squadrone del 28° Treviso e finalmente sono venuto qua al primo raduno del gruppo. Che dire, niente, è stata un'occasione eccezionale e ringrazio tutti quelli che sono venuti, ma soprattutto tutti quelli che hanno avuto l'idea e organizzato questa giornata. Un saluto da Palma. Ciao. Tutti, quelli che non ci sono soprattutto, e speriamo che la prossima volta si aggiungano degli altri se verrà fatta una manifestazione del genere, che è abbastanza bella e commovente. Grazie. Ritrovarsi qua dopo 42 anni, rivedere tutte le persone che hanno vissuto con noi questo 10 mesi a Palmanova è stata un'emozione incredibile. Speriamo che si possa ripetere in futuro. Grandi!
uscire. Qua mo quando ne devono uscire? Meno 150. Che ne dica questa parte qui alla mia sinistra, perché nel 1° ottobre 1975 ero a Visco e il generale Marziantonio si ricorda, perché lo ha scritto in un articolo della rivista di cavalleria, quella che pomposamente chiamavamo Sala Cinema, che era un vecchio magazzino. Lì il maggiore, buonanima, Pasquale Vaccari disse: ragazzi, da domani ci chiamiamo Cavalleggeri di Treviso. Il capitano Gezzardi, generale Gezzardi, dov'è? Aimone. Ecco, Aimone Gezzardi disegnò, camuffò delle vecchie fiamme di Alessandria per farle diventare Cavalleggeri di Treviso e scoprimmo così che saremmo stati Cavalleggeri di Treviso. Nel 1991, ne è testimonianza il filmato che non so se tutti avete visto, che è la cerimonia di scioglimento, secondo scioglimento di Treviso. Ed è un filmato che fa venire un po' di tristezza, perché il comandante è il tenente colonnello Bombardi, che ahimè non c'è più, come ho detto durante la deposizione della corona. Il comandante della brigata era Luigi Paolo Zema, anche lui non è più dei nostri, e dietro, tra coloro i quali ci onorarono della loro presenza, il generale Puletti, il generale Massa, tutte persone che ci hanno preceduti. Ed è per me enormemente commovente vedere queste persone. Quelle immagini dimostrano che lo stendardo di Treviso venne inguainato e portato al Vittoriale, dove tuttora è depositato. E quindi io diventai caponucleo stralcio di Treviso, incarico che tra i tanti che ho ricoperto durante il mio servizio attivo è stato il più oneroso, carico di pensieri, responsabilità, grazie a Dio, per le scelte che avrei dovuto fare. Insomma, io sono quello, per dirla in parole povere, che con dei validi collaboratori, qui ho visto Di Feola e qualcun altro, scusa se non cito, che facevano parte di questo nucleo stralcio, ho dovuto svuotare i locali, consegnare tutti i materiali di Treviso, carri armati, armi, radio, dotazioni, carte, tantissime. Eppure ciò che più mi ha angustiato sono stati proprio i materiali, i beni della nostra buvetta. Cosa dovevo fare? Ho cominciato a consultare tutti i comandanti, me ne rendeva conto il generale Tartaglia, e ho fatto proprio bene a conservare questi 2 raccoglitori di fotografie che vedete lì dietro Maurizio e Franco, per poter finalmente farvi constatare come tutto, ogni piccola cosa è stata trattata da me e i miei collaboratori di allora con amore e grande coinvolgimento. Di ogni cosa c'è traccia di dove è finita. Inoltre il materiale dei nostri splendidi squadroni erano veramente belli, e voi lo sapete, su suggerimento anche del generale, allora tenente colonnello Vladimir Aleksic, furono destinati i materiali del 1° e lo squadrone comando qui in Genova Cavalleria, i materiali del 2° squadrone in Nizza e i materiali del 3° squadrone carri ai Lancieri di Novara. Detto questo, permettetemi solo di fare dei dovuti e sentiti ringraziamenti al sindaco di Palmanova, dottor Francesco Martinez. Grazie per averci onorati della sua presenza e per la sensibilità ancora una volta dimostrata, come ho detto prima, nei confronti della comunità militare di ieri ma anche di oggi. Al colonnello Davide Luigi Valente, mio comandante del 1° squadrone quando ho avuto il privilegio e l'onore di comandare Novara, e ne ho approfittato a piene mani. Ti voglio ricordare che in settembre dell'anno scorso mi hai telefonato preannunciandomi che avresti assunto il comando di Genova, e io ti ho detto: è una fortuna per me perché ti devo dare subito un compito. Mi hanno detto che vogliamo fare il raduno degli ex di Treviso e tu non mi potrai assolutamente dire no a tutto quello che ti chiederò, e vi posso assicurare che ogni cosa, ogni desiderio che io ho espresso, lui me l'ha dato a piene mani. Ai comandanti di Treviso,
i presenti ed anche gli assenti. Ringraziarli innanzitutto perché sono qui, ma anche perché, per dirla come ha avuto modo di dirlo il generale Rodolfo Puletti nel Libercolo, lui lo chiamava Libercolo, un piccolo libro intitolato I Cavalleggeri di Treviso. Noi siamo stati sempre piccoli, quindi non potevamo avere un libro, abbiamo avuto un Libercolo. Scrive Puletti: la vita dell'intero reparto, riferendosi a Treviso, disciplinare, logistica, amministrativa, addestrativa, operativa, grava sulle spalle di questi giovani comandanti di circa 40 anni, coi loro 300 uomini, 50 Leopard, 200 mezzi vari, da mantenere nello spirito della tradizione, nello stile di un passato di cui spesso hanno solo sentito parlare o ne hanno letto e studiato i brani più salienti, ma che sono subito entrati in loro. Grazie comandanti per quello che avete fatto. Se Treviso è stato, come ebbe a dire il generale Giannattasio in una festa di Monfalcone il 16 di maggio, di quando lui comandava la brigata, il generale Landi se ne renderà conto, si ricorderà, disse: Treviso siete l'orgoglio della mia brigata. E un comandante, non diciamo chi, indispettito, girò i tacchi e se ne andò, perché eravamo veramente l'orgoglio della brigata. E il merito è soprattutto vostro. Di voi comandanti che avete saputo guidare e incanalare la nostra esuberante voglia di primeggiare, perché eravamo così, eravamo dei giovani ufficiali animati da non so cosa, però eravamo esuberanti in tutto. Ringrazio i sottufficiali di Treviso, oggi così eccellentemente rappresentati, e consentitemi però di fare una menzione speciale al maresciallo maggiore aiutante cavaliere Luigi Del Frate. Del Frate devo ricordare questo: quando lei era capo sezione amministrazione dei Cavalleggeri di Treviso, mentre si stava per chiudere il gruppo, lei, inappuntabile come sempre, venne da me e mi disse: signor Maggiore, la contabilità è stata versata, il comando brigata non ha avuto nulla da eccepire e non poteva essere differente, questo è l'avanzo di cassa. Mi consegnò in un barattolino di plastica delle monete da 10 e da 5 lire. Questo barattolino è stato sulla mia scrivania per il prosieguo della mia carriera. Quando qualcuno veniva nel mio ufficio e mi voleva parlare di onestà, io dicevo: fai riferimento al Cavaliere Del Frate e andrai sulla via giusta. Al gruppo degli organizzatori del raduno, che mi hanno tirato per le orecchie perché io sono diventato come Cincinnato, sono ritirato, frequento poco, però a Claudio Valentini da Voghera: dove sei Claudio? Alzati. Tutto è partito da lui, miniera di idee, instancabile, conoscitore delle tradizioni. Le parole a volte non sono sufficienti, devo dirti solo grazie, perché se sono qui lo devo anche a te, perché sei una cosa inenarrabile, fai di tutto. Ti ringrazio perché mi hai dato una lezione di vita. Non si vive solo di lavoro, si vive anche di ricordi e di voler assolutamente affermare determinate tradizioni. Prego. Prego? Sì, dopo. A Luigi Braì, commosso fino alle lacrime ogni volta che mi doveva riferire di un'adesione o di un particolare che ha fatto parte quotidiana dei nostri Amarcord. Ci sentivamo, poi mi hanno pure fatto scoprire che esiste il gruppo Facebook, cose che non appartengono alla mia cultura. Io sono ancora, come dice mio figlio, a penna e calamaio, quindi quando mi si parla di questo. A Franco D'Argenio, mio sergente al primo squadrone Monfalcone, poi preziosissimo collaboratore in Novara,
a Maurizio Gentile, professionale e competente già quando era in Treviso e ancora adesso, validissimo come lo è sempre stato, a Giuseppe Grimaldi, risolutore a tutto campo, nell'assunto, così come faceva in Treviso, se c'è da lavorare eccomi qua, sulle maniche e lavoro. Grazie Beppe. E infine grazie, ma veramente di cuore speciale, a voi ex cavalleggeri di Treviso. Non vi nego che se all'inizio ero un po' scettico ad accettare questa collaborazione, poi sono stato letteralmente travolto dall'entusiasmo, dai ricordi che avete postato soprattutto su Facebook. Io non dimentico le condizioni disagiate alle quali siete stati sottoposti durante il servizio in Treviso. Eppure, ripeto, i vostri ricordi sono, credo, non solo per me, una grande gratificazione al nostro operato quando vivevamo alle dipendenze. Lasciatemi essere un po' aulico. Potete a pieno titolo considerarvi componente essenziale della parte migliore del nostro Paese. Siete bravi. Avrei dovuto qui ringraziare, perché lo volevamo tutti assolutamente, il lanciere Luciano Fezzardi, che poi all'ultimo momento non è qui da noi. Luciano Fezzardi, c'è qualche collega suo tra di voi? Ecco, per favore salutatemelo caramente, perché Luciano Fezzardi, abbiamo con il tenente colonnello D'Artaglia passato un periodo particolarissimo, e sapere che lui è affezionato a Treviso mi coinvolge. Poi chiedete a qualcuno cosa è successo a Luciano Fezzardi e vi potrà spiegare di perché questo mio coinvolgimento. E concludendo quindi, viene Luigi, nello spirito delle nostre secolari tradizioni, con il permesso del comandante di Genova, dei comandanti di Treviso, per gratificarlo del suo trainante, emotivamente coinvolgente operare per il nostro raduno, Luigi Braì comanderà adesso la nostra carica. Riempite i bicchieri, per favore. Idealmente con me, giù le sacca, rendi sul collo, a cavallo! Mano! Tasso! Trotto! Attenti alla carica per il nostro glorioso stellato e per quanti hanno avuto il privilegio di essere stati al suo servizio. Carica! Innanzitutto vorrei ringraziare tutti per questa giornata che ci avete regalato, che vi siete regalati. Spero, come ho detto stamattina al cinema, che vi portate dietro qualcosa che vi abbia regalato veramente un'emozione. Genova è stato felicissimo di fare questo per voi e per noi. Una storia unica, Genova e Treviso. Mi auguro che, chissà, in futuro i sopravvissuti. Un mio ringraziamento
particolare a Generale Federici per il costante coordinamento che abbiamo avuto in questi mesi, in queste ultime settimane. Ringrazio nuovamente il Sindaco per essere stato con noi, le autorità, gli ex comandanti, qualcuno è stato un mio ex comandante, a partire proprio da Generale Federici, e per lasciare un segno tangibile di questa giornata mi sia consentito di lasciarvi il crest di Genova. Alzo la voce, lo lascio idealmente a tutti, consegnandolo nelle mani del Generale Federici per questa giornata. Grazie. Auguro a tutti un buon rientro a casa, perché è lontano, un buon viaggio, e arrivederci in Genova. Prima di cedere la parola al signor Sindaco, gliel'ho promesso, lo faccio. Io sono un passeggiatore dei bastioni, non nel senso dispregiativo, ma nel senso fraterno. I bastioni di Palmanova sotto l'amministrazione del sindaco Martinez hanno cambiato molto. Inviterei veramente tutti, oggi le condizioni meteo non ce lo consentono, di visitarli. Sono una immersione nella storia e nella natura. È una cosa veramente meravigliosa da visitare, da vedere e da diffondere da dove venite. Venite a Palmanova, io per l'amore di Dio non è il mio ruolo, ma è veramente bellissimo. Voi dovete vedere che cosa sono i bastioni adesso. Peraltro siamo anche patrimonio dell'UNESCO per le opere veneziane, ma è veramente, io mi commuovo ogni volta che vado a passeggiare. Che non conosco perché so chi è, ma effettivamente ci vediamo poco, perché lui fa vita, come diceva prima, passeggiatore, ma onestamente forse era una delle prime occasioni in cui abbiamo scambiato le parole, come recentemente un compleanno, casualmente io ero per un bicchiere in un posto aperto, lui festeggiava, e quindi con i familiari, quindi volentieri gli ho fatto gli auguri, quindi lo ringrazio veramente di quello che dice. Palmanova, effettivamente i bastioni sono un grandissimo valore. Io quando sono partito a fare la campagna elettorale 2011, il primo video che ho fatto un video che ho detto voglio pulire i bastioni perché ci voglio andare a correre, era una battuta che poteva avere un effetto comunicativo, no? Ed effettivamente nel 2011 abbiamo fatto una grande operazione di protezione civile regionale con 4.000 volontari e abbiamo ripulito i bastioni. Guardate che quella pulizia è stata utilizzata, dico io, ha avuto un grande punteggio per chi ha valutato la candidatura, perché per l'UNESCO il voler riappropriarsi del patrimonio e conservarlo è un qualcosa che dà punteggio. E quello è stato, dico, 4.000 volontari. Allora a Parigi hanno inteso che fossero palmarini, ma non erano palmarini, erano tutti volontari della regione, tra cui anche palmarini. Quindi i bastioni sono diventati. Ora io ho detto, mia moglie mi ha detto tu sei pazzo a metterti a pulire 1,5 milioni di metri quadrati. Quella pulizia ci ha dato la forza dopo di continuare, quindi avere risultati importanti. Ma oggi i bastioni sono veramente qualcosa di bellissimo che vale la pena visitare e vale la pena sfruttare. Palmanova va gestita, va amministrata, ci vuole passione. Io sono un siciliano e non sono palmarino. Quando mi sono candidato mi hanno detto che non ero palmarino, quindi non potevo vincere. Io ho anche detto, questo va un po' a tutti, anche al mondo militare, siccome a Palmanova ci sono tantissimi meridionali, vorrà dire che io ho vinto le elezioni, poi alla fine le ho vinte, ma al di là di queste battute qua, di Palmanova è una città, per chi l'ha vissuta, e voi l'avete vissuta, molti di voi, è una città che merita moltissimo. Averla avuta negli Stati Uniti, piuttosto che in Germania, Palmanova oggi avrebbe fatto milioni e milioni di visitatori. Ci stiamo lavorando e la città merita. Quanto a oggi io vi dico, ci sono valori e occasioni che rimangono nella vita di ognuno di noi. Io penso che questa sia un'occasione importante. Noi alpini abbiamo la fortuna di fare stilatori nazionali, dove questi momenti sono momenti che
poi abbiamo il Triveneto, il Veneto, poi abbiamo varie occasioni, ne abbiamo Almanova, c'è tutta una serie di situazioni in cui noi ci troviamo. Per voi penso che sia un'occasione importante, mi ha fatto piacere essere con voi, mi ha fatto piacere percepire quanto siete attaccati a questa città, una città che vi ha dato tanto ma alla quale avete dato moltissimo, e questo sicuramente mi va fatto onore. Mi ha notevolmente impressionato, lo dico con totale sincerità, le parole di Gianni Federici sul quel contenitore con le monetine dentro che un suo collaboratore, mi sono sbagliato, il commendatore del Frate gli ha consegnato. Quello è un valore, l'onestà è un valore, la coerenza, e direi sono valori che vanno nel mondo militare. Questo c'è, si vive ancora oggi, e guardate, portiamocelo dentro, perché questo è un grande patrimonio per il paese, quindi su questo cerchiamo di starci tutti, noi sindaci, voi cittadini, ex militari, coloro che sono in servizio, perché il valore dell'onestà è un valore che ci deve accomunare, perché su questo possiamo veramente trovare un futuro per questo paese e per questa città. Grazie ancora al comandante per l'accoglienza. Io ho avuto rapporti con tutti ottimi, ce l'ho con il colonnello Valente, perché io penso che avere buoni rapporti con tutti i comandanti vuol dire avere buoni rapporti con il passato e con il futuro di Palermo. Grazie. Nella ristrettezza economica che ci contraddistingue, questo è il medaglione che abbiamo fatto per il raduno. Questa, ecco, poi tutti i nostri signori potranno ritirare la foto immediatamente riprodotta dal nostro fotografo, nel quale c'è anche, diciamo così, il logo di Treviso, quindi ognuno di noi avrà traccia fotografica di quello che è stato l'evento. Prego Davide. Questo è il crest di Treviso di Donato Federici, che l'ho conservato per te quando mi hai detto che venivi a comandare Genova, e questo è un qualcosa, e qui ti chiamo Claudio, dove sei? Qua, vieni per favore. Claudio Valentini ti ha voluto fare anche questo presente, e devi sapere che per quanto possa essere è fatto con amore, che è la cosa più importante che possa esistere. Però io perché il crest che tu mi hai regalato, non perché di Genova a casa ne ho, perché in Genova ho avuto 5-6 passaggi, come tu sai, comandando il gruppo 3 volte, evidentemente non ero bravo, ma hanno comandato tutto. E lo voglio regalare a te Claudio, perché se questo è il raduno lo dobbiamo per 3/4 a te. Prendilo perché te lo meriti, te lo dona il... medaglione del raduno, ecco, veramente grazie per la sua presenza, ci ha onorato. Filippo, vieni qui al luogotenente Filippo Marino, sottufficiale di corpo di Genova Cavalleria, che anche lui ha... A questo punto cosa dirvi? Basta, perché c'è la platea che dice che ho parlato troppo. Grazie a tutti e a ben rivederci, non mettiamo limiti alla provvidenza. Venite a Palmanova.